Pienone Rosolina Mare per la prima tappa del campionato Super Mare Cross e Quad Cross, organizzata dal Moto Club Rosolina Mare, coordinata dalla società promoter FX Action, sotto l'egida della FMI, Federazione Motociclistica Italiana. Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019 si sono sfidati i migliori campioni italiani e non solo. Il tracciato impegnativo è stato strutturato dallo staff di Ulderico Donà, lungo i bagni Belvedere, Acquamarina, Granso, Blue Marlin, le due spiagge libere e i bagni del Moro, quartier generale della prima tappa del campionato italiano di motocross su sabbia. Filippo Zonta ha vinto nella MX1 davanti al messinese pluricampione e campione in carica Giovanni Bertuccelli. A vincere la supercampione è stato Giuseppe Tropepe, il pilota calabrese che ha così festeggiato il suo rientro in gara dopo un lungo infortunio. I podi della manifestazione sportiva hanno registrato la vittoria di Giovanni Bertuccelli e Marco Paganini in MX1 e da Matteo Del Coco in MX2. La 125 incorona Raffaele Giuizio, il minicross è stato terra di conquista di Valerio Lata e Patrick Turrini ha spadroneggiato nel quad. Nella categoria sport il successo va a Leonardo Arzani e Michele Marco Monti. Ringraziamo l'addetto stampa Gwendalina Ferro e per le fotografie il grande Maurizio El Black Boscarato e per alcune riprese Capo Ser.